ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In vista dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Udine del 2023, i gruppi alpini di Udine Sud e Percoto saranno in grado di ospitare 900 penne nere in arrivo da tutta Italia. Per i dettagli ci colleghiamo con Daniele Paroni, che si trova nella baita alpina udinese di via Pietro di Brazzà. Grazie della linea. Quello che vedete inquadrato dalla nostra Martina Beraldo è il parcheggio della sede degli alpini di Udine Sud, la baita. Sono con Antonino Pascolo, che è capogruppo e di fatto ci vuole aggiornare su quella che è il piano per la sistemazione degli alpini in arrivo nel 2023, a maggio 2023, per l'adunata delle penne nere. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Come vi siete organizzati, o meglio, come vi state organizzando? Beh, stiamo organizzandoci abbiamo due parrocchie in zona, la parrocchia San Pio X e la parrocchia del Cristo, dove il gruppo Alpini Udine Sud col gruppo Alpini di Percoto abbiamo sistemato per il momento 900 persone. Forse ne arriveranno ancora, però diciamo adesso siamo sui 900 persone. Quindi voi avete già individuato gli spazi per 900 persone? Il campo sportivo della parrocchia e quant'altro, e più l'oratorio di via Marsala del Cristo e l'oratorio di San Pio X. Ecco, come li avete individuati? Cioè, che spazi devono avere le persone che arriveranno da tutta Italia? Allora noi abbiamo individuato che chi fa richiesta deve darci in metri le tende quanto sono grandi, spaziose, per poter poi mettere nel campo sportivo e in altri posti il loro posto di attendamento, per poter dare posto anche agli altri. Devono venire con i metri quadrati che servono, noi picchettate e quant'altro, poi arrivano, hanno già il loro posto di sistemazione. Pascolo, lì c'è un'area coperta per il patinaggio, poi c'è l'area sportiva del Donatello. Potranno essere occupate quegli spazi o no? Mi risulta che il Donatello calcio no, e neanche il campo di pattinaggio, perché è una cosa un po' delicata, perché poi se si accampano e quant'altro. Sei emozionato? Manca ancora un po' di tempo, però è un grande evento. Diciamo che sì, sono emozionato, perché nel 96 l'ho organizzata io qua per 1500 persone. Avevo 50 anni, adesso il prossimo anno ne ho 76. Però avendo fatto la mia carriera negli alpini, l'emozione c'è sempre. Dove hai fatto il militare? Ma io ho fatto il logistico, ho fatto a Basiliano, sono arrivato dalla scuola. Poi ho fatto la GOI Pantanali 71-80, perciò ne so qualcosa, e poi tornato alla caserma Piave e poi Codroipo ho terminato la mia carriera, diciamo. Ecco. Allora, dalla baita degli alpini di Udine Sud è veramente tutto. Io restituisco la linea allo studio col supporto tecnico della nostra Martina Beraldo. Grazie a Daniele Paroni. Sale al 30% contro il 24% dello scorso anno il numero di maschi che ricorrono allo sportello d'ascolto anti-mobbing di Udine. Nella maggior parte dei casi hanno subito umiliazioni sul posto di lavoro e nel 92% hanno un contratto a tempo indeterminato. Sono stati presentati i risultati dell'attività nel primo semestre del 2022. Restano sostanzialmente invariati i numeri che riguardano il punto d'ascolto di Udine, però ci sono dei cambiamenti rispetto all'anno precedente. Ne parliamo con l'avvocato Teresa Dennetta, che appunto è responsabile di questo punto d'ascolto anti-mobbing che si trova a Palazzo Belgrado a Udine. Abbiamo detto i numeri sono più o meno quelli dello scorso anno, almeno per quanto riguarda i primi 6 mesi del 2022, ma
ci sono dei cambiamenti sostanziali, quindi ricordiamo che sono state 235 le persone che si sono rivolte a voi. Allora, dobbiamo analizzare i dati facendo anche un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. Noi abbiamo un accesso aumentato degli uomini rispetto alle donne. L'anno scorso era il 74% donne e 26% maschi, oggi siamo al 70 donne e 30 maschio. Quindi che vogliamo dire? Che finalmente l'uomo comincia a chiedere aiuto. Abbiamo però 74 utenti nuovi, il che vuol dire che dall'anno precedente, che avevamo circa 152 persone che hanno seguito tutto il procedimento, me ne porto indietro soltanto 18, quindi il punto di ascolto è riuscito a risolvere il problema di oltre 140 persone. Questa è una cosa molto importante. Quali sono le tipologie che Infatti volevo proprio arrivare a questo, perché si rivolgono allo sportello. È cambiata anche la tipologia della problematica? Allora, la tipologia della problematica è sicuramente cambiata perché adesso abbiamo al primo posto i mutamenti aziendali. Che cosa intendiamo come mutamenti aziendali? O l'azienda chiude, o l'azienda mette in cassa integrazione, o l'azienda delocalizza. E qui abbiamo dei mutamenti che si riverberano sugli utenti. Ma cosa molto importante, abbiamo anche che la criticità nasce dal momento in cui c'è un congedo parentale, dal momento in cui c'è un'assenza per malattia. Pensiamo soltanto al periodo Covid, una persona che resta positiva per molto tempo, per esempio, in questo caso viene marginalizzata quando rientra sul posto di lavoro, svuotata delle attività, tutto quello che succedeva nella maternità. E questo è un dato molto importante, quindi l'assenza per malattia che normalmente negli anni passati non generava una criticità così evidente, oggi diventa la prima causa. Ecco, ma sentiamo anche con la psicoterapeuta, no? che segue appunto le persone, Gabriella Salanitro. E le persone vivono una situazione di forte disagio e sofferenza, quindi hanno il coraggio di aprirsi, di affrontare questo impatto con un servizio nuovo, ma sentono di essere accolte, ascoltate, comprese, supportate, orientate nel loro disagio, in modo da poter tirare la testa un po' fuori da questa situazione spesso molto molto faticosa e cominciare a delineare delle strategie di fronteggiamento, di superamento, mettere in campo dei cambiamenti sul piano relazionale, comunicativo, nel caso di conflittualità tra colleghi, o ricevono un supporto a livello di tutela legale e sindacale. Quest'inverno saremo costretti ad abbassare il riscaldamento in casa e negli uffici, un sacrificio che però può migliorare la nostra qualità di vita e insegnarci buone pratiche contro il riscaldamento globale. Il perché ce lo spiega Fulvio Stell, responsabile della qualità dell'aria di ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, siamo qui a Ialmico, alla sede dell'ARPA, per parlare di qualità dell'aria e di energia. Abbiamo con noi che ci ha ospitato Fulvio Stell, responsabile dell'aria per ARPA FVG. La domanda che le rivolgo è: nel momento in cui saremo costretti ad abbassare il riscaldamento delle case, il riscaldamento dei luoghi pubblici, degli edifici pubblici e anche delle aziende, quale sarà il beneficio, se ci sarà un beneficio per la qualità della nostra aria? Sì, sicuramente ci sarà un beneficio. Noi avevamo fatto delle valutazioni per quanto riguarda il supporto al piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, e in base a queste valutazioni era emerso come abbassare di 1 grado la temperatura all'interno degli edifici corrispondesse ad un 6% di consumi energetici in meno, quindi anche un 6% di emissioni inquinanti in meno qualora avessimo utilizzato ad esempio metano o avessimo utilizzato la legna. Quindi abbassare di 1 grado può sembrare poco, ma in realtà è una misura molto efficace se ovviamente viene fatta da tutti, sia dai privati che dai pubblici.
Questo vuol dire che con questa emergenza potremmo non avere problemi quest'inverno per quanto riguarda la qualità dell'aria, oppure stop del traffico o provvedimenti del genere? Ma allora la qualità dell'aria dipende in parte da quelle che sono le emissioni di sostanze inquinanti che dipendono dall'uomo, come dicevate voi prima, dal riscaldamento domestico, dal traffico. Molto dipende anche dalla meteorologia. Quando si creano quelle situazioni che vengono chiamate di ristagno atmosferico, tipicamente gli anticicloni invernali, dove l'atmosfera è totalmente statica, allora è come se l'atmosfera si chiudesse, quindi anche quel poco che emettiamo contribuisce a raggiungere livelli elevati di inquinamento atmosferico. Però se già tutti quanti contribuissimo in qualche modo a ridurre del 6% le nostre emissioni, daremo un bel contributo all'atmosfera per diciamo così, aiutarla a non sporcarsi tanto. Ridurre del 6% le emissioni vuol dire ridurre il 6% di PM2,5, PM5, PM10, ma anche meno anidride carbonica. Sì, sicuramente. Adesso questa è una misura emergenziale che viene in qualche modo imposta da delle situazioni contingenti legate alla crisi in Ucraina e alla crisi globale che stiamo vivendo. L'auspicio è che in qualche modo queste buone pratiche che adesso siamo costretti in qualche modo ad attuare rimangano anche nel futuro e che ci aiutino ad affrontare quella che è proprio la sfida globale che ci impegnerà nei prossimi anni, che è quella dei cambiamenti climatici. Tante persone per non pagare la bolletta si è attrezzata con stufe oppure acquistando la legna per il camino. Questo non può controbilanciare il risparmio che facciamo tenendo 1 grado in meno la temperatura di casa. Sì, può essere quello che ci si aspetta ragionevolmente, che la gente si rivolga verso quelle che sono fonti energetiche più economiche di quelle ad esempio del metano, e quindi è molto probabile che la gente faccia un ricorso maggiore a quella che è la legna. La legna, che ha tanti benefici, è una fonte naturale, una fonte rinnovabile, però se bruciata male contribuisce moltissimo all'inquinamento atmosferico. Gli studi che noi abbiamo fatto confermano come la maggior parte della polvere che noi riscontriamo e respiriamo nel periodo invernale deriva proprio dalla combustione della legna, in particolare dalla legna a ciocchi. E quello che va detto però in questo momento alle persone è che una stufa che fuma, una canna fumaria che fuma, in realtà sta facendo uscire, sta sprecando dell'energia molto preziosa, quindi dobbiamo cercare di far sì che le nostre stufe non fumino, non emettano fumi, proprio per non mandare in fumo i nostri soldi, ed è possibile farlo con misure un po' più strutturali, come ad esempio quella della manutenzione. Fare una manutenzione periodica, fare anche una pulizia periodica delle canne fumarie migliora quello che è il tiraggio di questi impianti, quindi migliora quella che è la combustione. E poi ci sono tante piccole pratiche che si possono utilizzare, come ad esempio quella di accendere i ciocchi di legna non dal basso ma dall'alto, semplicemente accendendo legna secca e utilizzando legna secca, accendendola dall'alto nelle stufe. Questo migliora di molto quella che è la resa delle stufe e riduce quella che è l'emissione di fumo e quindi di inquinante. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Il commissario Mascherpa è il testimonial della Polizia di Stato durante Pordenone Legge. Il questore Luca Carrocci assicura: attraverso i fumetti promuoviamo la legalità in una città tutto sommato tranquilla. Signor Questore, un nuovo appuntamento con Pordenone Legge. La Polizia di Stato di Pordenone non poteva sicuramente mancare a questo appuntamento così importante. Anche con i fumetti, anche con le divise, con i uniformi del passato si promuove la legalità. Che significato ha questo appuntamento per lei e che polso, che termometro della situazione vede nella nostra Pordenone? Allora, noi ci tenevamo moltissimo affinché durante la 23esima edizione di Pordenone Legge ci fosse riservato uno spazio per la Polizia di Stato, e abbiamo pensato di riempirlo con Lanciano, il fumetto di Mascherpa, o il graphic novel, come si dice oggi, anche per raggiungere una fascia di utenza più giovane, più dinamica e più diciamo aderente alla realtà. Questo è tanto vero che anche le stesse avventure, le stesse storie raccontate nel fumetto di Mascherpa, del commissario Mascherpa, si rifanno a fatti realmente accaduti di cronaca giudiziaria, come nell'ultimo fumetto Onorata Sanità, che fa riferimento appunto alle indagini che sono state svolte in Calabria per il malaffare nella sanità pubblica in Calabria.
Per quanto riguarda la situazione di Pordenone, è una situazione che è ancora sicuramente sotto controllo, la nostra città è sicuramente vivibile ed ha un livello di sicurezza molto elevato, e di questo sono particolarmente soddisfatto. Il dramma del caro energia mette in ginocchio le palestre che guardano all'autunno con terrore. È impossibile per i gestori ridurre i consumi o riversare i rincari sui clienti. Siamo andati in una struttura a Fontana Fredda a sentire qual è la situazione. Preoccupazione anche per quanto riguarda le palestre sul fronte del caro energia, soprattutto in vista dell'autunno. Siamo con Mario Bolognesi, titolare della palestra Aschesis di Fontana Fredda. Qual è la situazione, quali sono le bollette che sono arrivate e come si guarda all'autunno? Le bollette sono quasi triplicate, stiamo aspettando ancora l'ultima per capire l'andamento. Qui i costi continuano a aumentare e non si riesce a pianificare un futuro, perché adesso in autunno, quando parte il riscaldamento, vedremo quali saranno i costi di gestione. Con l'energia elettrica al momento quanto è inciso in estate? Come ho detto, è triplicata rispetto al 2021, senza calcolare il 2020, perché è stato un anno un po' di chiusure. Non si può prevedere perché ancora gli aumenti crescono ogni mese e non hai una previsione, non hai dei costi fissi, quindi è difficile gestire un'attività se non hai almeno dei parametri. Ecco, riscaldare un ambiente grande come il suo, insomma, quanto impiego di gas comporta e quali sono le bollette che vi aspettate a questo punto anche in relazione a quelle del passato? La media del passato era intorno ai 2.500-3.000, come abbiamo visto, ci siamo già visti incontrati con Telefriuli, abbiamo arrivato alle bollette da 5.000 e 7.000, quindi quest'anno non lo so proprio, non posso fare una previsione. I costi di riscaldamento abbiamo 1.000 metri quadri, quindi incidono parecchio qui. Ed è impossibile naturalmente non utilizzarlo perché i clienti hanno bisogno, insomma, di stare al caldo mentre fanno l'attività fisica e quindi non ci sono grandi margini da questo punto di vista. Sicuramente è impossibile tenere spento il riscaldamento in un'attività, anche perché ci sono qui sudi, fai sport, per cui dopo non puoi permetterti di ammalarti. Io non posso neanche gestire un'attività senza avere delle previsioni. Per quanto riguarda invece aiuti, incentivi, insomma, abbiamo visto che nel periodo del lockdown, insomma, sono arrivati ma col contagocce, adesso, insomma, non ci sono neanche grandi aiuti, insomma, da questo punto di vista. Io allo stato attuale non ho ricevuto niente, non so neanche se ci siano. Mi è arrivato l'altro giorno un modulo dal CONI per avere delle agevolazioni, adesso lo sto valutando come compilarlo, perché oltretutto chiaramente la burocrazia in Italia fa di tutto per complicarti la vita e non agevolarti, magari poi sbagli una crocetta in un modulo e non vedi un centesimo. L'Italia è ridotta così. Qui il gas potremmo estrarcelo da soli, abbiamo visto vari servizi, 137 pozzi, quando la vicina Croazia ci sta mangiando il gas nostro. Qui veramente siamo sempre agli stessi discorsi, purtroppo le piccole imprese, che comunque danno da mangiare a tanta gente, le stanno mettendo in ginocchio perché non hai previsioni. Ecco, sul fronte poi del rincaro eventuale dei prezzi diventa difficile da gestire anche quello, insomma, riversare sulla clientela questo costo. Sicuramente, perché anche i clienti a casa propria avranno le bollette, quindi purtroppo dopo i tagli vengono fatti sui beni non di prima necessità, la gente non andrà più a mangiare al ristorante o andrà sempre meno. La palestra è lo stesso, le piscine è lo stesso, quindi tutto il comparto sarà messo in ginocchio. Si rischia di lavorare in perdita alla fine nei mesi invernali a questo punto, se la situazione rimane questa? Se il trend di crescita dei prezzi è questo, io sicuramente non posso caricarlo sui miei clienti, quindi finché uno ce la fa, ha delle risorse, gestisce, poi vedremo come andranno le cose. Siamo allo sport con il basket, 2 vittorie su 2 gare per la UEB Gesteco Cividale in Supercoppa. A Lignano ieri è battuta Mantova per 76-68, riviviamo la gara e i commenti dei protagonisti. Il secondo turno di Supercoppa vedeva le Aquile ospitare nel palazzetto del Bella Italia Village di Lignano la staff Mantova, capitanata dall'ex APU Riccardo Cortese, con l'obiettivo di confermare la bella vittoria colta a Ferrara nell'esordio stagionale e continuare nel migliore dei modi l'avvicinamento al debutto in A2. Primo quarto all'insegna dell'equilibrio, con le squadre a battagliare punto a punto. Si mette in luce Miani con 8 punti e 75% dal campo. Nella seconda frazione invece gli ospiti entrano decisamente meglio sul parquet,
infilano un parziale di 14-0 con la Gesteco che non riesce più a trovare la via del canestro e il coach è costretto a chiamare time out a 5:37 per ricaricare i suoi. E Capitanchiera a spezzare l'incantesimo a 3:50 e dare i primi punti del periodo con una tripla che lima lo svantaggio a 24-35, seguito poi da Dell'Agnello che recupera un pallone e rota per il 26-35. Cividale via via sembra trovare la giusta continuità e tiene testa agli avversari ribattendo colpo su colpo, chiudendo in avanti alla penultima sirena di 4 punti, 56-42. Il copione non cambia fino alla metà dell'ultima frazione, con Cividale ancora avanti di 3 punti. Una possibile svolta del match arriva a 3:43 dalla fine, quando sul 65-60 per Cividale viene fischiato un fallo tecnico a Cortese. Va Chieda in lunetta, prima infila il libero, poi una tripla sull'azione successiva, è 69-60. Un altro tecnico a rosse, la seguente espulsione dell'americano, quando il cronometro segna 1:24 e il tabellone 69-63, mette la pietra tombale sull'incontro, anche perché Battistini infila la tripla del 74-63 a 50 secondi e fa cantare nutrito gruppo di tifosi gialloblu arrivati da Cividale a partita iniziata, che salutano la seconda vittoria consecutiva dei loro beniamini. Cividale si avvicina così nei migliori dei modi al primo derby stagionale di sabato sera al Carnera, ma soprattutto dimostra di essere a buon punto nel cammino per poter figurare bene anche in A2. Siamo contenti, è bellissimo anche il fatto che fin qui fino a Lignano la gente ci abbia seguito, abbiamo avuto un bel sostegno, entusiasmo, benissimo, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, il gioco è come è normale che sia, a settembre è ancora deficitario, però intanto l'atteggiamento è giusto e cerchiamo di andare avanti il meglio possibile. Sentiamo di sottofondo i cori dei tifosi che sono venuti qua a Lignano a sostenerci. Quanto cambia avere appunto i loro cori durante la partita? Tantissimo, l'energia che vi trasmettono, che la squadra sente in modo particolare, sono preziosissimi. Ma le mie sensazioni sono quelle di sentire rimbombare qua le volte del Palla Bella Italia Village con i cori dei nostri tifosi che sono a Cividale di mercoledì sera a tifare per questi ragazzi. Li hanno accompagnati alla vittoria. Nel secondo quarto Mantova ha fatto vedere tutta la sua forza, ci ha messo in difficoltà, si è anche in sotto. Poi dopo alla fine siamo stati bravissimi nel terzo quarto con Aristide Playmaker all'inizio, il coach ha fatto degli esperimenti, è stato ripagato e abbiamo vinto una gran partita, perché anche se è Supercoppa e non conta nulla e che è precampionato, comunque per noi vuol dire renderci conto che ci stiamo, no? Siamo fiduciosi, prendiamo confidenza, prendiamo fiducia e cresce la squadra. Io credo comunque vada a finire questa stagione, deve ancora iniziare, ma comunque vada a finire, questi ragazzi non ci deluderanno mai. Abbiamo uno staff tecnico di livello straordinario, per me fa i primi d'Italia, i ragazzi sono compattissimi, tutti quelli che entrano nella mano oggi, tutti, fino all'ultima bomba di Leo. È difficile batterci, sarà durissimo batterci, con questa mentalità saremo pericolosi, ma io non ho avuto dubbio, perché per me i miei giocatori sono i migliori del mondo e non lo dico da presidente, ma perché lo penso, e quindi con grande partecipazione, con grande orgoglio festeggiamo 2 vittorie su 2 e proseguiamo nel nostro processo di avvicinamento al campionato. Processo che vedrà come prossima tappa il derby contro Udine di sabato. Sì, insomma, è un'altra partita difficilissima, da pronostico chiuso, dove andremo a giocarcela, ma l'importante è che ci sia un bel ambiente, che ci si diverta, che sia una grande festa del basket friulano come deve essere. Ognuno farà il tifo per la propria squadra e poi chi vincerà festeggerà. Ovvio che i pronostici sono tutti per loro, sono fortissimi, ma lo sappiamo, ma noi, ripeto, siamo difficili da battere e comunque arriviamo alla terza giornata della Supercoppa in piena corsa per passare. Questo credo sia già un risultato che nessuno avrebbe pronosticato. Quindi andiamo con l'animo sereno a giocarci la partita contro la regina di questo campionato. Siamo in chiusura, ma ritorneremo in diretta con informazione alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.